Ancora un ben ritrovati al video giornale di Teleacras. Come detto, l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, in visita nella Valle dei Templi di Agrigento, in occasione proprio della ripresa dei lavori di scavo al teatro ellenistico. Ascoltiamo dunque Samonà, il direttore dell'Ente Parco Valle dei Templi, Roberto Sciaratta. È un momento importantissimo perché la ripresa degli scavi è la ripartenza delle ricerche sul teatro ellenistico. Sono lavori che intanto inizieranno adesso con la firma oggi e dureranno 6 mesi. Qui verranno oltre 100 studenti universitari da tutta Italia a cantiere aperto a fare anche tirocini formativi con le archeologhe del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento per riscoprire l'antica Akragas. Ecco, il governo regionale è impegnato quotidianamente nella ripartenza anche di tutti i cantieri archeologici, degli scavi presenti in tantissimi siti della nostra Sicilia. Concedetemelo, ritrovare e riscoprire ulteriori porzioni del teatro ellenistico ci consente e consente agli studiosi di riappropriarci di un pezzo di storia che dobbiamo consegnare al mondo. Questa è una grande responsabilità. Il governo regionale oggi è qui proprio per rassicurare tutti, non soltanto gli studiosi, ma tutti quanti, che il riportare alla luce il teatro ellenistico dell'antica Akragas è tra le priorità culturali del nostro assessorato. Riprendono le indagini sull'area del teatro, quindi saranno scavi archeologici finalizzati alla conoscenza, quindi è un approfondimento maggiore in modo tale da avere tutti gli elementi per poter poi avere le idee molto più chiare e completare il progetto. Uno scavo che durerà circa 6 mesi, che intendiamo fare così come abbiamo fatto nel passato anche con cantiere aperto, quindi la possibilità di poter vedere direttamente e visitare il cantiere. Sarà la ripresa di un'area importante, di un monumento importante che ha segnato il mondo della cultura e che grazie a questo finanziamento riprendiamo i lavori per poter completare poi il progetto. Il fatto di cominciare lentamente a individuarne le tracce e via via trovare conferme, capire via via in che direzione muoverci per comprendere meglio, è stato davvero un'emozione da studiosi e da agrigentini. È stato comunque il frutto di un lavoro, ecco, questo è importante, non è una scoperta che è avvenuta per caso, è stato il frutto di un lavoro che il parco ha portato avanti insieme al Politecnico di Bari e all'Università di Catania e che è partita dalla ricerca sulla zona centrale pubblica della città antica e da questo via via ha portato a interrogarsi, a porsi delle domande e a cercare delle risposte, perché il teatro comunque costituiva il limite meridionale, monumentale e spettacolare proprio dell'area pubblica centrale. Sappiamo attraverso prospezioni geoelettriche che sono state fatte dal CNR del Molise che nella parte centrale più meridionale della cavea c'è un interro spesso fino a 4 metri. Ora noi speriamo ovviamente che questo interro abbia protetto le strutture. Ce lo auguriamo naturalmente, credo che tutta la città se lo auguri e la ricerca tenderà a capire, questa prima fase di ricerca tenderà proprio a comprendere questo, lo stato di conservazione delle strutture della parte più bassa della cavea. Speriamo bene, incrociamo le dita.